Opere di pulizia trasversale eseguite in anticipo quest'anno nel parco urbano di Giufai Paladini di Viale Che Guevara a Favara. Con 3 giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, le fiamme hanno in parte bonificato l'area, sostituendosi al lavoro manuale di pulizia. Fortunatamente l'incendio, che si è sviluppato nel tardo pomeriggio, non ha provocato danni rilevanti, a parte quelli all'impianto di irrigazione. Se le fiamme fossero partite dal lato opposto del parco, l'entità dell'incendio sarebbe stata sicuramente più rilevante. Non essendoci a Favara una programmazione preventiva, puntuale e mirata della gestione del verde pubblico, il rischio di incendi alle sterpaglie con l'arrivo dell'estate è altissimo. Il parco di Giufai Paladini è molto frequentato sia di giorno che di notte. La sera, a causa del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione, in diversi lo frequentano anche per altre attività. Proprio per oggi la nostra redazione aveva in programma di dedicare un servizio giornalistico sul degrado del parco di Viale Che Guevara, ma le fiamme, questa volta, hanno anticipato pure noi. Per far comprendere meglio a chi non è di Favara lo spirito di rassegnazione dei suoi abitanti, vi raccontiamo un episodio verificatosi proprio ieri pomeriggio. Mentre da un lato del parco il fuoco avanzava e il fumo si elevava al cielo, dall'altro le persone continuavano tranquillamente a passeggiare e fare footing, respirando tra l'altro anche la diossina sprigionata dall'incendio di alcuni materiali plastici presenti. Alla vista del nostro operatore, in molti, stupiti dalla sua presenza, hanno chiesto che cosa fosse successo. Il parco di Giufà, luogo di aggregazione con vista mare, è letteralmente invaso da vegetazione spontanea e sporcizia. Perché l'assessore alle ville e giardini e il sindaco non adottano con anticipo i dovuti provvedimenti al fine di evitare questi annuali episodi? Perché il cittadino favarese che paga le tasse nel proprio comune deve vivere in una città sporca? Perché quando rientra a casa da un comune vicino deve sentirsi in dovere di raccontare a tutti di aver visto un marciapiede pulito? All'assessore Milioti e al sindaco Manganella le dovute risposte.